1, 2, 3, 4. Gianmichele Passarini, presidente CIA. Il 2021 ha visto una ripresa nel settore agricolo. Come è stata vissuta? Sì, il 2021 dopo la pandemia ha segnato una ripresa nel settore agricolo in tutti i suoi comparti. Purtroppo è stata vanificata questa ripresa con quelli che sono stati i rincari energetici e tutta quella parte, diciamo, di aumenti delle materie prime che ha poi vanificato quello sforzo che era stato fatto nei primi periodi del 2021. A questo si aggiunge poi la difficoltà all'interno dei sistemi di filiera di trovare degli accordi che permettano alla produzione di avere un giusto prezzo e quindi avere una remunerazione che compensi tutti gli investimenti fatti e tutte le produzioni fatte, e questo, diciamo, è un 2021 in chiaro e scuro. Secondo CIA allora quali sono le priorità ora e cosa bisognerebbe fare? Secondo CIA le priorità sono queste: intervenire immediatamente su quello che sono il taglio dei costi energetici e la calmierazione dei costi dei mezzi tecnici. Poi c'è tutta la parte che riguarda la politica agricola comunitaria, che ricordiamo che la politica agricola comunitaria determina il 40% del reddito dell'azienda agricola, e poi c'è questa grande sfida, questi miliardi messi dal PNRR che dovranno essere focalizzati e finalizzati per rendere più competitive le nostre aziende e quindi i nostri prodotti d'eccellenza.